Gentili signore e signore, buon pomeriggio. Come potete notare, non posso nascondere l'emozione che mi pervade nella gioia che provo per l'amore ricevuto dal riconoscimento conferito e dall'invito a partecipare a questa settima edizione di Trinacria 2023-2020. Ringrazio comunque il Presidente, il Dottor Orazio Balastro, e i membri della giuria per l'apprezzamento mostrato nel dar vita al mio lavoro quale colonna sonora di questo prestigioso premio internazionale. Voglio ricordare quando ebbe a scrivere uno dei grandi scrittori dell'Ottocento, maggiore esponente del verismo nel panorama della letteratura italiana, Giovanni Verga. La Sicilia per me è la mia interiore terra, che con una sorgente mi disseta. Il mio ritorno non lo vivo come una rinuncia, né come una sconfitta, ma come un ricongiungimento alle mie radici. Ed è questo quello che io sento. Ho vissuto e io molto bene in Germania, dove ho avuto la fortuna di integrarmi totalmente, ma il mio cuore è qui. Lo conosci quel paese che da voi è stato selezionato e scelto con mio grande orgoglio? È un brano che ho scritto e musicato qualche decennio fa, dopo averlo letto, Viaggio in Italia, libro di Johann Wolfgang von Goethe, mentre Trace Eraka, scritta e musicata nel 2019 dopo aver letto Teogonia, poema mitologico di Esiodo, il poeta più antico della Grecia continentale vissuto nel VII secolo a.C. Un abbraccio a voi tutti e un arrivederci, come citato da Salvatore Quassimodo, cuore della mia razza. Allora, se mi è permesso, dedicherei questo premio prima di tutto alla mia cara Vittoria, dove io partii il 15 novembre 1980 a Catania, e alla città che mi ospita in Germania, nel nord della Germania, in Schleswig-Holstein, dal nome Lübeck, l'italiano Lubecca, dove, come tutti sapranno, sicuramente voi, tutti in questa sala, è nato Pierre Nobel della letteratura che scrisse Buddenbrock, Thomas Mann. Ringrazio stasera tutti veramente di cuore e sono felice di accettare ma portarmi con me prima a Vittoria, io non fino al giorno 23, di quanto partivo da Catania per arrivare nella fredda Germania e non porterò tempo con me questo ricordo, questo giorno. Grazie.